Dunque, noi partiamo come da tradizione consolidata, assodata e attestata dagli applausi. Eccoli qua, che non partono, li facciamo partire lo stesso. Eccoli qua. Poi un saluto e l'applauso anche naturalmente a Francesco, solidamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi simultanea con voi. Quando sono scoccate le 12:39, entrambi sospesi a 138 metri,6 sopra il livello del mare, con temperature che sono state votate 24,2 sopra lo zero centigradi, ovviamente interni. Poi gli altri ve li diciamo più tardi, perché adesso dobbiamo rivolgere l'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Cotile e alla signora Adriana Angela, che ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e, come ho spesso occasione di dirvi, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Potete continuare a seguirci naturalmente attraverso la Radio DAB, attraverso le applicazioni dedicate a iOS e Android, cioè sul cellulare, fantastico e comodissimo. E poi anche... cosa leggo qui? Mi è arrivato un messaggio, dopo lo leggo. Poi il sito radiolibertà.net, poi il profilo Facebook che vi permette di orientarvi attraverso le trasmissioni di questa radio. Il sottoscritto, lo sapete, ogni notte pubblica la sinossi, la sintesi, gli anticipo delle interviste che si svolgeranno oltre la pagina. Quindi, donne e uomini di buona volontà, siete avvisati, astenersi fanulloni. E allora, già c'è Twitch, il social di ultima generazione, c'è anche Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e anche YouTube, insomma, ce n'è per seguirci. Allora, vediamo un po'. Vedo che è arrivato un WhatsApp. Allora, per risparmiare sui ministri suggerire... Ah no, ma questo era precedente. No, scusate. Allora, entro l'anno mando un contributo per il barbiere di Pierluigi. Cicce Barbò. Vicinanze Matteo Salvini a Radio Libertà, che le due guerre finiscano nell'anno nuovo. Mi piace tanto Donald Trump e anche Lisetta. Un saluto da Stefano dal Brembo. E noi ricambiamo linee aperte, lo sapete, quindi 02 92 94 7222. Questo è il numero per la diretta, il numero telefonico per la diretta, mentre per il WhatsApp un 340 670 9659, sempre a vostra disposizione. Completiamo le indicazioni tecniche: 13.1 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 65% l'umidità, 1030.4 millibar la pressione. La scaletta del che giorno è, prima di appropinquarci, no, la scaletta di oltre la pagina, prima di appropinquarci nel che giorno è. Che giorno è? Convenevoli formulaici che sono appena stati espletati, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. Oggi la musica per voi verte intorno a un artista scomparso, perché non è solo il suo genetria con quello di suo fratello Armando Mango, fratello di Pino Mango. Armando Mango ha scritto diverse canzoni con suo fratello Pino, ovviamente più conosciuto, che era anche il cantante, e non fa parte del mio repertorio, ma ve l'ho detto, l'offerta musicale collegata, la musica per voi collegata ai genetriaci, è proprio collegata a chi nasce in quel giorno in questione. Tanto sono anche belle canzoni, devo dire la verità, quindi sarete soddisfatti. Oggi tra l'altro c'è un genetriaco da brivido, perché oggi compie 87 anni Jorge Maria
Bergoglio, Papa Francesco, quindi da Novara, ma non essendo italiano bensì argentino, la pronuncia è in lingua ispanica, castigliana, e quindi è Bergoglio, perché altrimenti avreste dovuto dire Platini invece di Platini, come tutti quanti abbiamo appellato Michel Leroy. Andiamo avanti allora. Con Francesca Musacchio andiamo ad affrontare un problema che si preannuncia serio: le infiltrazioni mafiose nel Giubileo. Spesse parlare di questo argomento nell'occasione del genetriaco del Papa, però questo è quello che è nei fatti. D'altronde dove c'è il miele arrivano le mosche. L'abbiamo visto anche in occasione dell'Expo, quante situazioni a rischio sono state sventate o scoperte dopo, eccetera. E quindi meglio parlarne per tempo. Soprattutto il sistema turistico, sono anche stime di Demoscopica. Allora, il sistema turistico laziale è in sofferenza, ci sono 5.500 imprese a rischio default proprio per il contesto complessivo. Allora, in un mercato fortemente competitivo, uno scenario macroeconomico, quindi mondiale, incerto, e a rischio di infiltrazioni mafiose. Il settore turistico nel Lazio genera 3,3 miliardi di proventi potenzialmente illeciti. Quindi immaginatevi la situazione. Questo è quello che si è venuto a creare anche successivamente al Covid. Molti esercenti, lo sapete, sono entrati in difficoltà e si sono fatte avanti le associazioni mafiose offrendo denaro a strozzo, come si dice, e quindi poi manovrando interi settori. Questo è successo in tutta Italia. Noi ci occupiamo nel particolare del Lazio perché è a Roma, cioè nel Lazio, che si svolgerà a partire dal prossimo anno, dall'imminente prossimo anno, il Giubileo. E quindi ci sono realtà molto appetibili per la piovra, quindi tra cui i B&B, Bed and Breakfast, è un'attività che può permettere coperture, villaggi turistici, alberghi, takeaway, mense, catering, eccetera. E non è così da oggi, non è così da oggi. Pensa Francesco, devo raccontare il mio aneddoto, se no non son contento. Quando ero ragazzino, passavo davanti, fuori Pordenone, non in città, passavo sempre davanti a una pizzeria che anche il venerdì e il sabato alle 9 era sempre vuota, però era sempre aperta. Io ero ragazzino, poi più tardi ho fatto l'associazione, cioè, che chiaramente un riciclaggio, insomma c'era un esercizio di riciclaggio. Perché poi venne scoperto, proprio una catena di ristoranti e ristoratori nel Pordenonese, addirittura vennero scoperte nelle banche di Pordenone e Udine il 20 e più per cento di denaro riciclato, anche di più del 20, però una cosa me la domando: se questo campagnuolo, questo ragazzotto anche ingenuo, che sono io, lo sono adesso, figurati al tempo, gli è venuto il dubbio, no, come fa una pizzeria a rimanere aperta? Poi questo se queste cose che si sedimentano, perché poi cresci, no, e poi fai amicizia magari con la birreria dove andavo, dove ho conosciuto la mia compagna, il locale dove c'era un bel giro di persone, personaggi, alcuni sono diventati famosi, alcuni sono diventati politici, era proprio un bel gruppo. E avevo fatto amicizia col suo gestore, lui fatturava 1.000.000 al giorno di lire, no, ed era il minimo indispensabile per far fronte alle spese, debiti, licenze, eccetera, eccetera. Ed era sempre pieno così, perché era un locale fantastico che funzionava, che era in una posizione ottimale, facevano anche da mangiare, eccetera.
E allora proprio sono tornato indietro di 15 anni, 10-15 anni, ho detto: "Ma quella come", mi è tornato di nuovo il dubbio: "Ma come facevano quelli?" Poi dopo si è scoperto qualche tempo, cioè, diciamo molti anni dopo, quando forse magari i buoi erano già scappati. Però mi domando, ehm, ehm, i signori delle forze dell'ordine dov'erano? Dove erano i signori delle forze dell'ordine? Allora, andiamo avanti, perché ci sarà qui Parlamento con l'ospite Andrea Barabotti, perché la Lega ha presentato un ordine del giorno al decreto ambiente per snellire le procedure e accelerare le operazioni in materia di dragaggi dei porti e valorizzazione del riutilizzo dei sedimenti. Da quello che ho visto, capito, è un provvedimento che interessa molto i porti toscani, eccetera, eccetera, e non solo loro ovviamente. Quindi anche qui un'iniziativa per sburocratizzare, per snellire. Invece nell'ultima parte oltre la pagina parleriamo, perché no, pourquoi pas, parleriamo di postmoderno. Postmoderno è un termine che, ha avuto, diciamo, anche la sua celebrità grazie a un critico d'arte molto popolare, Achille Bonito-Riva, che un po' era un po' il sacerdote del postmoderno, e grazie a lui anche, magari opere discutibili, se si può dire, assurgevano al mercato e alla gloria, e soprattutto alla gloria dei soldi, delle smansiche. In realtà poi il postmoderno è un concetto che ha investito, la filosofia, partendo anche dal pensiero debole di Vattimo, e adesso è un concetto fluido, è un concetto comodo, è un concetto che ti permette di dire tutto e il contrario di tutto. Ecco, c'è anche adesso, possiamo parlare di post politico, possiamo parlare di post realtà addirittura, e lo faremo con Matteo Fais, perché il magazine mensile del Detonatore si occupa proprio del postmoderno, e ci sono interessanti analisi su due personaggi che sono la post politica e il postmoderno, cioè Donald Trump e Trump, come dicono quelli bravi, e Elon Musk. Quindi sono forse i più, diciamo, più conosciuti, quelli che meglio ti permettono di entrare in questo concetto, che è abbastanza intricato, perché è scivoloso più che intricato. Lo faremo con Matteo Fais. Direi che possiamo, allora, ehm ha un altro messaggio. "Ma ho capito bene, 24 gradi in studio, ma non sono troppi? Io ne ho 19 gradi, sono uno sfigato. Niente auguri al Papa, il cui cognome è italiano. Saluti Enzo". Ehm, allora Enzo, dunque, fuori la scienza mi dice che ci sono 13,1 gradi. Qui internamente c'è la commissione interna che stabilisce quanti gradi ci sono. Non abbiamo termometri, almeno io ne avevo uno, ma non lo porto più. Quindi la commissione interna decide di volta in volta, possono essere 23,1, 24,3, 22,7. Va bene. Il Papa dal cognome italiano. Allora, il Papa, in effetti il Papa ha un cognome più italiano del mio. Il cognome Apocoppato finisce in cioè per consonante, e quindi, e difatti, non è proprio un Raymond Pellegrin era un grande attore francese. Allora andiamo avanti, con i genetriaci, iniziamoli,
perché possiamo farlo. Allora, genetriaci, Enrico Renze, commemorazioni del 27° giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì, martis 17 di dicembre, anno domini 2024 o 2024, che dir si voglia. Bob Guccione. Chi era Bob Guccione? Era il fondatore di Penthouse, che per anni contese a Playboy lo scettro della rivista porno soft, anche porno è una parola che rischia di travisare, insomma. Chi ha visto i Playboy dell'epoca, la parola porno è un po' esagerata, insomma. Sì, c'erano come direbbe quello, le donne con le pupe di fuori, ma era comunque un contesto condito da articoli anche di scrittori importanti, eccetera, eccetera. E lui comunque gliel'ha conteso con Penthouse. Forse ancora più patinato, forse proponeva, parlo come se fossi un esperto, proponeva una donna forse più agida, quella di Penthouse. Poi appunto Jorge Maria Bergoglio da Novara, tra le tanti aforismi: con Cristo il cuore non invecchia mai. Un grandissimo, adesso mi sembra lui sia andato a vivere in Francia, ero convinto forse deve aver vissuto in Italia. Sto parlando di Édouard Carali, vale a dire Edica, che era la colonna portante di un mensile Totem di vignette, storie comiche, insomma un po' assurdo, un po' di tutto. Non da confondersi col male, tantomeno con cuore, e neanche con Linus. Era Totem era proprio anche pesante certe volte, era fuori dagli schemi, e lui era uno dei massimi, diciamo, autori di questa rivista, è ancora vivo tra l'altro, e mi ricordo il claim, come si dice adesso, era Totem, perché tanto odio? Restiamo nei fumetti con un autore argentino, che è scomparso ormai da alcuni anni, un maestro, ha disegnato anche Dylan Dog in Italia per la Bonelli, e sto parlando di Gustavo Trigo. Quindi insomma, per noi che siamo eh, fagocitatori di fumetti, è un nome che ha davvero il suo peso, la sua importanza, anche a distanza di tanto tempo dalla sua scomparsa. Poi abbiamo ancora un cognome apocopato come il mio, viene dal Veneto come me, lui è di San Donà, provincia di Venezia, e guarda caso, ma sì, adesso passiamo alla telefonata. Un grande ciclista, Moreno Argentin, ma adesso abbiamo la prima telefonata, la parola a chi ce l'ha. Pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito. E Ciao. da non dimenticare, ti ricordi i fumetti di Jacovit? Belli, erano simpatici, quello col salame in tasca. E poi c'era anche quella rivista, ma prima ne faceva una striscia, poi diventò un quadernetto, Il Monello. Per quanto riguarda sia il Penthouse, ma più che altro non si può parlare di porno. Io ho fatto fotografia quando ci vedevo, avevo un ingranditore MDUS 301 in bianco e nero, quindi le stampavo, e una Kodak retinette 1A Electric, quella era l'ultima macchina, quella che costava un po' di più, e erano foto artistiche a onor del vero. E poi non dimenticare anche, mi piaceva molto anche quell'altra rivista Handicap, non so se te la ricordi. Ne Poi per ho, quanto riguarda, ne ho però vagonate di
di handicap, a No, ma vagonate. a parte i Tex e tutte quelle altre collezioni. Poi per quanto riguarda Bergoglio, è un cognome italiano, perché lui è di origine del Piemonte, mi pare che andò a trovare una lontana parente tempo addietro lì nel Sì, Piemonte, ancora una vivente. lontana Ma cugina. Pierluigi, No, io lascio lo spazio agli altri ascoltatori e ti abbraccio, ciao. grazie, 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 grazie. È un cognome italiano come Platini, ma Platini diciamo Platini, non diciamo Platini. Allora, se vogliamo diciamo, essere coerenti, se Platini è diventato Platini, non vedo perché Bergoglio debba diventare Bergoglio debba diventare Bergoglio. E poi, per carità, no. Per esempio ho detto Bob Guccione, probabilmente in America avranno detto Bob Guccione, e quindi non c'è una regola precisa e scritta sui cognomi e sul modo, di pronunciarli, a dire il vero. Prende anche piede per come le cose si sviluppano da solo. Allora fermiamoci perché, un paio di cose ancora su Moreno Argentini le voglio dire. E allora vi ho detto oggi vi terranno compagnia le canzoni dei Fratelli Mango.
Ri ritorniamo in diretta e allora, avete sentito un brano dei fratelli Mango, Pino Mango il cantante, ma oggi non c'è più, il genetriaco è di Armando, Mango. E chiedo scusa. Andiamo avanti, con i genetriaci, perché ricordavo prima Moreno Argentin, che pensate è stato, ai mondiali di ciclismo, è stato medaglia di bronzo nel 1985, campione, medaglia d'oro 1986, argento d'Argentin nel 1987. Diciamo che è stato uno dei più forti ciclisti, soprattutto diciamo nelle corse cosiddette brevi, nelle classiche. Io abbiamo vinto anche 2 o 3 Liegi, Baston Liegi, insomma quelle, gare super classiche. Poi una figlia d'arte, non nel cognome del padre e neanche della madre, figlia di Abba Cercato, ehm, mhmm, se posso permettermi senza voler offendere nessuno, bellissima perché se dici bellissima a una donna ormai sei dalle parti del patriarcato, non vorrei mai. Io l'ho sempre trovata bellissima, secondo me era molto brava e mi dispiace che abbia lasciato la carriera di attrice, sta facendo altro, quindi sta facendo forse era design, ma comunque sta facendo sicuramente cose che le danno, soddisfazione. Giulia Boschi che, me la ricordo, ce la ricordiamo in un film d'esordio fulminante, quello di Mazzacurati, Notte italiana. Credo fosse il film d'esordio, perché mi sembra avesse vinto, un David o da qualche parte aveva vinto un premio come opera prima. Mazzacurati, anche lui ci ha lasciato. E Giulia Boschi era la protagonista, ho già parlato altre volte di quello che si stava pronunciando come il rinascimento del cinema italiano, poi è arrivata la legge Veltroni e tanti saluti e buonanotte al secchio. Poi questa ve la racconto. Qui non posso mandare in onda, spezzoni, a parte che bisognerebbe vederli. Si possono anche vedere perché ve lo ripeto, noi siamo in simultanea con voi, sul canale 252 del digitale televisivo terrestre. Ma se mandassi in onda degli spezzoni che ripercorrono la carriera di Luce Caponegro, avrei dei problemi, di un certo tipo. Selene, Luce Caponegro, in arte, Selene, che pensate è di stirpe borghese, era una borghese, perché il papà era un industriale petroliero, o petrolifero che dir si voglia, petrolifero non petroliero. Quindi era di schiatta ricca e borghese, e come succede alla borghesia italiana è finita un po' insomma, è finita un po' così. Nella vita bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia tutto, ha detto Luce Caponegro. Un aneddoto che posso riportarvi, simpatico, che riguarda la Lega. Un mio caro amico, erano i primi anni '90, sto parlando proprio della Lega ruspante e ruggente, era, era già consigliere regionale ed era in missione in Catalogna per un convegno sul federalismo. In Catalogna, a Barcellona, ed era a Barcellona c'era questa fiera, non so se fosse di tutto, e all'interno di questa fiera c'era anche, diciamo, il reparto dedicato alle produzioni pornografiche e lui vide, quindi stava girando, vide anche appunto Luce Caponegro in arte, Selene. Ehm, si capirono perché lei era italiana e quindi scambiò 4 mi disse già quella volta: "No, è una donna davvero intelligente, in gamba". A prescindere poi non è che puoi, dare categorie morali, insomma. Magari fa un po' specie per quelli della mia età, adesso probabilmente per i ragazzi d'oggi, vedi lì TikTok, eccetera, poi possiamo discutere, sbagliato, giusto, ma non mi interessa.
Sta di fatto che questo amico scoprì che Selene era leghista. Signori, Selene nel 93 era leghista. Bene sì. E poi tant'è che alcuni anni dopo c'era una festa credo della Lega, non so se fosse la festa nazionale, e, tramite proprio, le informazioni che venivano recapitate che vennero trasmesse da questo consigliere regionale, mio amico, ehm, seppero che, Selene Luce Caponegro era appunto leghista, e allora dissero: "La contattiamo per invitarla come ospite a questa festa della Lega". Loro quella volta c'era ancora insomma un approccio, abbastanza, mhmm, come dire, naif da parte del militante leghista, come è bello e come è giusto che fosse, e, ricordo che loro ingenuamente pensarono: "È leghista, verrà gratis". Morale, sparò un cachet da 18, 20 milioni, che all'epoca quasi ci compravi un monolocale, e quindi tanti saluti. Comunque auguri, auguri, auguri anche a Luce Caponegro, che molto ci ha fatto vedere nel corso della sua luminosa carriera. E, restiamo nella nel campo, nel ramo, nello spettro della bellezza muliebre, e, auguri a Milla Jovovich. Milla Jovovich, che era anche tra i protagonisti del Quinto Elemento, un film che molti considerano seminale della fantascienza del cinema anni '90. Dopo parleremo di postmoderno con Matteo Fais. Il Quinto Elemento è post Blade Runner? Questo è un interrogativo che, rimane aperto. Quindi genetriaci, ricorrenze e commemorazioni possono, ehm, andare al riposo. Facciamo sentire un altro brano e poi andremo ai rilevamenti demoscopici.
E andiamo, stiamo parlando di calcio, sì. Uno dice, se non ne parli dopo l'eclatante risultato di ieri sera, stavo spiegando la mia versione a Lorenzo, che come me è appassionato, lui a differenza mia sa giocare a calcio, ha giocato a calcio, è arrivato fino all'eccellenza, quindi comunque sei arrivato a livello di chi sa giocare a calcio, insomma. Ehm, io ho fatto un campionato amatori ed è meglio che non dica come. Per proibirebbero il calcio se mi vedessero. Il bipede più negato alla sfera di cuoio, della storia dell'umanità, della storia passata e anche di quell'avventura. Cioè proprio, avete presente Maradona, proprio l'anti-Maradona. Dicevo che in realtà non è tutt'oro quello che luccica. La prima mezz'ora la Lazio ha messo alle spalle al muro l'Inter, che secondo me comunque stava reagendo bene, nel senso con forza, ma la Lazio mi aveva sorpreso. Poi loro hanno mancato un gol che poteva starci tutto, colpa loro per carità, e noi invece abbiamo avuto il colpo di fortuna di quel rigore che comunque fortuito, c'era tutto perché aveva il braccio staccato dal corpo, ma era di spalle, insomma è stato un rigore trovato. Poi dopo devo dire che un'altra cosa, Lorenzo, che l'Inter ieri comunque mi è sembrata, abbiamo i giocatori ne abbiamo, perché il cross di Bastoni per il colpo di testa di Dumfries, cioè un difensore che mi fa un cross del genere, perché mentre quello di Dumfries per Di Marco secondo me è anche un po', non fa sempre quelle cose lì, anzi fa certi cross che vanno per conto loro. Bastoni li fa quasi ogni partita, alcuni più belli degli altri. Sì. Ah, esatto, sì, ma Dumfries che è un atleta superlativo, Di Marco che secondo me, io ho sentito dire a alcuni giornalisti che è uno dei mancini ha uno dei mancini più belli d'Europa, un bel piedino sinistro è fantastico. Quindi la squadra ce l'abbiamo, vedremo gli sviluppi. Parentesi calcistica eh, aperta e chiusa, poi sempre se volete intervenire, linee aperte e anche WhatsApp disponibili. Intanto andiamo a un sondaggio realizzato da Eumitra o Umitra, MRSPA, committente Banijay Italia SRL, e andiamo a leggere. Si tratta dell'opinione sui leaders. Qual è il suo voto sull'operato del governo Meloni e in genere sui leader? Allora, Meloni 39,4, Conte 34,9, Tajani 31,1, Schlein 30,8, Bonino 27,9, Salvini 26,2, Calenda 21,1, Vannacci 19,2, Fratoianni 18,9, Bonelli 15,6, chiude la classifica Renzi con 14,7. Data la situazione in Siria, il governo ha deciso per prudenza di chiudere momentaneamente le frontiere all'accesso di profughi siriani. Secondo lei è una decisione giusta o sbagliata? È una decisione giusta per il 46,5% degli intervistati, sbagliata per il 25,4%, non sa il 28,1%. Rispetto a 2 anni fa, la situazione economica sua e della sua famiglia è migliorata per l'11,2 rispetto a 2 anni fa, peggiorata per il 36, chiaro, parametro del governo, oggi dormo, è martedì, oggi dormo, peggiorata a 36,4, rimasta uguale 52,4. Un giorno bisognerebbe aprire un seminario, uno studio, un'indagine, ma la politica serve sul serio, perché mi viene in mente alcuni anni fa
il Belgio rimase, credo, 18-20 mesi senza governo, non riuscirono, ebbene il PIL era cresciuto, cioè, andava tutto per conto suo, tranquillamente come niente fosse. Allora, rimasto uguale 52,4. Se domani ci fossero le elezioni, lei per quale partito voterebbe? Pronti? Via! 28,8 Fratelli d'Italia, poi avremmo il PD 23,2, il Movimento 5 Stelle 11,3, Forza Italia 9,1, Lega 8,6, Sinistra Verdi 6,4. Questo è il quadro. Se vi interessa, allora vi dico anche Calenda 2,8, Italia Viva 2,4, più Europa 1,9. Chiudiamo e andiamo al secondo appuntamento con i rilevamenti demoscopici della giornata di oggi. Tecne realizzato committente agenzia Dire, acquirente agenzia Dire. Questo è Monitor Italia, questo sondaggio. E abbiamo, allora, innanzitutto il borsino dei partiti. Qui è riportato anche la percentuale degli incerti, astensione incerti, 49%. Fratelli d'Italia 28,7%, PD 23,8%, Forza Italia 11,4%, 5 Stelle 10,9%, Lega 8,6%, Verdi e Sinistra 6,1% e anche qui Azione 2,5%, Italia Viva 2,2%, più Europa 1,9%. Il borsino dei leaders. Allora abbiamo Giorgia Meloni 43,8%, Tajani 37,7%, Elly Schlein 31,3%, Giuseppe Conte 29,6%, Salvini 26,5%, Bonino 20,4%, Calenda 18,8%, Angelo Bonelli 16,4%, Nicola Fratoianni, Bonelli e Fratoianni sono quelli su Mauro 16,4%, Matteo Renzi chiude la classifica con 14,2%. E adesso c'è il borsino del governo, fiducia nel governo 40,3%, mentre non ha fiducia nel governo il 52,1% degli intervistati, non sa il 7,6%. Chiudiamo allora, abbiamo concluso, andiamo a vedere, a leggere insieme a voi le ultime notizie di questa mattina, anzi no, di questo primo pomeriggio. Meloni, confitto, missione compiuta, riconosciuto il nostro peso e su Trump serve un approccio pragmatico e le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, come di prassi. Sul settore dell'automotive chiediamo la sospensione delle multe per le aziende costruttrici. Sul protocollo Italia-Albania andiamo avanti. Via libera dal governo a nuovi aiuti militari all'Ucraina. Crosetto relaziona al Copasir. Poi ordigno su un monopattino, ucciso un generale a Mosca. Kiev rivendica obiettivo legittimo. Mosca, l'uccisione di Kirillov è un atto di terrorismo. Medvedev, imminente la vendetta contro Kiev per Kirillov. Chi era Kirillov? Spero la pronuncio Kirillov. Il generale accusato di aver usato la cloropicrina. Sospesi i lavori, si punta all'ok del pomeriggio, salta l'aumento di stipendio per i ministri non eletti, perché almeno così ho capito io, non per tutti. Gabbiani, stelle cadenti e fiori di virus, la scienza del 2024 nelle foto più belle. Dal 30 dicembre le nuove cure gratuite del servizio sanitario. E poi abbiamo, dopo leggiamo una notizia su Dagospia, perché mi aveva colpito la notizia di una
ricercatrice che era rimasta incastrata in una grotta. Sparisce l'inverno, peggio di Torino solo Fuji in Giappone e Kujan in Tagikistan. Sono sempre di più i giorni sopra gli 0 gradi. E perché dobbiamo lamentarci? Più i giorni ci sono sopra i 0 gradi, meno si spende per il riscaldamento. Meno si usa il riscaldamento, meno si inquina. Vabbè, non è così che funziona, però dal punto di vista strettamente logico, diciamo che può stare in piedi. Processo Askatasuna, il centro sociale di Torino, la requisitoria del PM, quei militanti sono professionisti della violenza. Volkswagen controcorrente a Torino, bonus di Natale da 600 euro per 1100 addetti Ital Design. Daisy Osakue, fermata dalla security, succede anche al supermercato, dove non mi conoscono, lascio lo zaino all'entrata. E poi ipotesi omicidio e suicidio a Moncalieri, marito e moglie trovati senza vita. E poi andiamo su Dagospia. Allora, una mega belvata, la relazione con Fedez mentre era sposato. Dai, sposati, ognuno faceva i cavoli propri. Taylor Mega, belve, la mia partecipazione al dissing di Tony F. Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa e Tony mi ha fatto una canzone brutta contro. Mi dava della poco di buono. Le Avanza, la Fagnani, non sono lesbica, ma le donne come te mi piacciono. Sei etero, se ci ripensi, richiamami. Gli anni della droga, a 17 anni mi facevo di eroina. Mariotto, un figliol prodigo, un amico va aiutato e tenuto per mano finché superi il periodo buio. Mini Carlucci festeggia l'edizione dei record di Ballando e rivendica la scelta di non punire lo stilista. Non lascio mai indietro nessuno. Renzi casca sempre in piedi con lo stop alla norma che chi parava l'indennità dei membri del governo con i non parlamentari cambia anche la norma sul divieto dei compensi extra UE, pensata per limitare i gettoni che riceve Matteonzo, come lo chiama Dagospia, per le sue conferenze all'estero. I membri del governo saranno esclusi dal divieto. L'aiutino di Forza Italia, l'ex premier, hanno presentato un subemendamento che rende possibile incassare prebende anche ai parlamentari, previa autorizzazione. E quindi direi di andare all'intervallo. Tra 5 minuti con Francesca Musacchio parliamo di giubileo e infiltrazioni mafiose. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci quindi con Oltre la pagina con Francesca Musacchio, direttore di OCS.report e firma del Tempo, per parlare del rischio infiltrazioni mafiose comportate dal giubileo prossimo venturo. Intanto bentornata Francesca e grazie per essere a nostra disposizione. Grazie a voi, bentrovati. Allora, il tutto parte anche da stime, da numeri, dai numeri, quindi non dalle considerazioni, dalle valutazioni che vengono dopo, cioè le cifre, le indagini di Demoscopic, e queste cifre rivelano che soprattutto il settore del turismo è a forte rischio per tutto quel, diciamo, lo scombussolamento che in ogni caso comporta un evento come il Giubileo. Io ho detto con un linguaggio un po' basso, ho detto dove c'è il miele arrivano le mosche, lo si è visto anche qui a Milano con l'Expo. Alcune cose sono state scoperte in tempo, altre dopo, comunque diciamo che è fisiologico, però è anche necessario pensarci in tempo. Allora, a te la parola, come stanno le cose in questa prospettiva a Roma e nel Lazio? Beh, guarda, allora, le stime di Demoscopica, che è questo istituto insomma di ricerca molto importante, punta il dito sul sistema turistico regionale e nazionale e sul rischio, come dicevi, di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Allora, quali sono gli elementi, diciamo, determinanti di questa storia? Intanto, essendoci un mercato fortemente competitivo, ovviamente questo crea un movimento, diciamo, un interesse, un movimento, e soprattutto il fatto che già l'Italia, insomma, è una delle mete turistiche più appetibili. Adesso con il Giubileo tutto questo viene amplificato notevolmente, quindi dove c'è un forte interesse economico ovviamente arriva la criminalità organizzata. E proprio in occasione del Giubileo sono stati individuati, diciamo, i settori che sono più appetibili per la criminalità organizzata, e quindi tutti quelli che sono legati ovviamente alle attività ricettive. Possiamo includere bar, ristoranti, alberghi, bed and breakfast, villaggi, insomma, tutto ciò che orbita nel settore ricettivo. Quindi è importante capire che la malavita organizzata ha molti soldi da investire e quindi può permettersi di entrare in questo circuito e rendersi protagonista, purtroppo, della presenza nel mercato. Tra l'altro questo, diciamo, apre un'altra parentesi che, insomma, negli anni è diventata sempre più realistica, cioè il fatto che noi non dobbiamo pensare alla criminalità organizzata non più come siamo stati abituati in passato, e quindi una criminalità organizzata che usa molto le armi, che è un po' tribale, mettiamola così. In realtà oggi la criminalità organizzata si muove su altri livelli, i cosiddetti colletti bianchi, fa investimenti, non ha più la necessità di essere sanguinaria, perché riesce ad intromettersi, infiltrarsi
all'interno dell'economia nei suoi vari meandri e a fare investimenti importanti laddove l'imprenditore normale magari non riesce ad arrivare perché l'accesso al credito, ad esempio, non è così facile, le banche non hanno la capacità di come dire, di finanziare anche solo una start-up o comunque chi non ha garanzie. Le banche notoriamente prediligono finanziare chi ha delle garanzie, ma spesso gli imprenditori, magari quelli che iniziano, non hanno tutte queste garanzie, quindi la banca è un elemento in questo caso penalizzante e invece la criminalità organizzata non ha bisogno di fare un accesso al credito legale, riesce ad avere delle grosse capacità di investimento che arrivano ovviamente da proventi illegali, quindi non deve passare attraverso questo passaggio che diventa invece per gli imprenditori normali, onesti, penalizzante. Allora bisogna riflettere su questo dato, perché poi i criminali sfruttano anche le difficoltà finanziarie di un'impresa, di un'azienda, di una ditta e le rilevano. A quel punto il passaggio è già bello che compiuto, entrano in modo tra virgolette ufficiale nel mercato e nell'economia e il turismo fa parte di questo grande rischio di infiltrazione. Diciamo che per quello che riguarda il Lazio, ad esempio, ci sarebbero già 800 aziende a rischio, aziende che orbitano ovviamente nel settore del turismo, ed è un dato allarmante. Bisogna capire quanto e come la criminalità può influire su queste attività e soprattutto capire come poterle fermare. Qui ovviamente alcune idee, alcuni suggerimenti emergono anche dall'intervista che ho fatto al presidente dell'istituto Demoscopica, e quindi sostanzialmente bisogna evitare che diventino il welfare, o meglio che stabiliscano, che organizzino, che siano in grado di portare avanti un welfare criminale che ovviamente aiuta, tra virgolette, gli imprenditori in difficoltà per quello che ci dicevamo prima, cioè che non c'è un accesso al credito legale facilitato, e quindi attraverso l'usura e il riciclaggio alterano la concorrenza e quindi le imprese legali vengono messe in ginocchio da quelle che invece sono sostenute dalla criminalità. È un Sì, mondo molto controverso e molto complicato. perché, anche come hai detto tu, quello che ti ha, spiegato Raffaele Rio poi, è anche lo si è letto anche per esempio dalle mie parti, soprattutto anche prima del Covid, queste associazioni malavitose offrono denaro, appunto come stavi dicendo, che la banca non ti dà, e poi cosa fanno? Affiancano, quando l'interessato non è in grado di restituire, lo affiancano, e questo, come spiega nella tua intervista con Rio, comporta poi il controllo del territorio, un Certo. controllo legale, no, peraltro, quindi un controllo che ti mette al di fuori di ogni rischio, anche se sei un criminale poi di fatto. Sì, basti pensare al fatto che il welfare criminale, quindi l'infiltrazione nell'economia legale del turismo, sempre da Demoscopica, è valutato in circa 3,3 miliardi di euro, che è una cifra enorme, e di questo 3,3 miliardi, quasi 1,5 miliardi di euro è concentrato in realtà nel nord. Quindi diventa un'attività sempre più pervasiva, sempre più preoccupante, che mette a rischio migliaia di imprese. Quindi bisognerebbe probabilmente fare operare non soltanto con la repressione delle attività criminali, che ovviamente ci deve essere, ma probabilmente bisognerebbe cambiare anche le regole dell'accesso al credito, cioè dare la possibilità agli imprenditori di non cadere nella trappola del
della criminalità organizzata. Soltanto in questo modo si può evitare il rischio che le aziende turistiche, ma in generale poi questo discorso vale per tutta l'economia, finiscano nelle mani della criminalità organizzata. E questo purtroppo ancora è un grande limite, diciamo, del sistema paese in generale. Tra, diciamo, i tassi che sono molto alti, insomma adesso vediamo, sono scesi da un po' di tempo, ma comunque il tasso rimane sempre molto alto, la difficoltà di accesso al credito, l'unica fonte per alcune imprese è quella di accedere ad altre forme di finanziamento illegale oppure di cedere l'attività, che è drammatico. Quindi sempre più attività vengono controllate dalla criminalità organizzata. Questo, se mi permette, a fianco un'altra valutazione che è quella che riguarda strettamente il Giubileo, che non riguarda soltanto Roma. Io credo che sia un problema nazionale, perché si prevede un afflusso di fedeli / turisti importante e nello stesso tempo ovviamente anche chi non è, diciamo, un imprenditore del mondo del turismo sta pensando di approfittare di questo anno di Giubileo, provando a improvvisare attività quali per esempio i bed and breakfast, scusate, per diventare delle strutture ricettive, ma in alcuni casi, è notizia di qualche giorno fa, è un'operazione credo sia stata dei NAS dei Carabinieri, che ha scoperto una serie di strutture di bed and breakfast che non avevano però i requisiti per operare in questo settore. Addirittura sono state scoperte dei garage, degli scantinati adibiti a bed and breakfast senza le condizioni ovviamente di igiene e di sicurezza. Ecco, questo è un aspetto che non va sottovalutato, perché è bene la crescita del turismo, ma bisognerebbe vigilare anche su come avviene, no? Su quali sono le modalità attraverso le quali si sviluppa l'economia di questo settore, che fino ad oggi ha portato ovviamente importanti introiti al paese, ma potrebbe averne portati altrettanti alla criminalità organizzata. Stavo pensando, scusami, Francesca, che per quanto Sì. riguarda la prospettiva che possiamo avere noi qui necessariamente come Radio Libertà, come determinate posizioni sociali, politiche, perché io parlo per me, non è che rappresento, ma diciamo è di casa il pensiero liberale da queste parti. Allora penso più mercato meno Stato. Però poi ci sono queste situazioni, Fino a un perché certo punto. come hai anche fatto capire bene tu, il mondo dei bed and breakfast ecco vabbè, Bed and ci siamo, breakfast. quella roba lì, è Far West, è diventato Far West e quindi nel Far West, i fuorilegge prosperano e quindi si pone per quelli come me anche un problema di conflitto di pensieri, no? Io vorrei ci fosse la massima libertà e meno controllo, però meno controllo significa poi che arriva il farabutto e vale la legge del più forte. E quindi ritorniamo a quello che ti ha detto Rio, cioè la prevenzione fosse l'unico, evitare che si creino le condizioni dove proliferi il malaffare. Sì, beh, insomma, diciamo che più che l'intervento statale, più che altro, io ritorno su questo aspetto che credo sia determinante, più che l'intervento statale ci vorrebbe la capacità la possibilità per gli imprenditori di avere un accesso più facile al credito, ok? Perché quella è la chiave per poter fare economia e sviluppo in tutti i settori. In questo momento stiamo parlando del turismo, ovviamente diciamo ci riferiamo al turismo, ma l'accesso al credito è determinante e fondamentale per ogni azienda, per ogni impresa, per ogni grande e piccolo imprenditore che voglia avviare un'attività, che voglia crescere nella sua attività. È determinante l'accesso al credito. Se le strade sono sbarrate per una lunga serie di motivazioni che conosciamo, allora questo diventa il fattore determinante che
consente alla criminalità organizzata di fare i suoi affari. Non è che avendo un accesso più facile al credito si debella totalmente, come dire, il problema, però sicuramente si può ridurre, perché io non credo, mi rifiuto di credere che ci siano imprenditori che vogliono come dire, legarsi ad attività criminali. Io credo invece che sia una gran voglia, una grande intenzione e buoni, ottimi propositi da parte di tutti gli imprenditori, che se messi in grado di poter lavorare attraverso accessi facilitati a credito, attraverso agevolazioni, ma neanche agevolazioni perché devono diventare una categoria protetta come i panda, semplicemente dargli la possibilità di creare business. Allora, se tutto questo diventa fattibile, io credo che non ci sarà mai un imprenditore che preferisce la strada dell'illegalità e quindi prendere i soldi dagli usurai, però se poi vengono trascinati e costretti a fare questa roba qui perché le tasse sono troppo alte, perché l'accesso al credito non è facile, perché non c'è un'agevolazione, che ne so, per le start-up o per tutto questo, allora diventa difficile. Allora molti decidono di andare all'estero, oppure quelli che rimangono devono fare i conti con quello che hanno. Ed è difficile lavorare in queste circostanze, quindi secondo me l'intervento dello Stato non deve essere invasivo, dovrebbe essere un intervento che riesca a fornire gli strumenti giusti per poter lavorare in una condizione, diciamo, di tranquillità o quasi. Una domanda che diciamo che mette tantissima carne al fuoco, comunque necessariamente una valutazione diciamo anche generica. Allora, lo dicono gli addetti ai lavori, l'Expo ha permesso a Milano di assorbire il colpo dei subprime, no? La crisi del 2008, 2009, 2010. E vediamo che sulla scorta di quell'esperienza Milano sta correndo, sta andando veloce e arriverà, tra un anno arriveranno anche le Olimpiadi. Ho visto un palazzetto del ghiaccio che fa dici mamma mia che bello. E allora, ecco, scusa, ho fatto una battuta fuori luogo, perché invece la cosa seria è questa: a Roma il Giubileo può fare altrettanto c'è un contesto talmente diverso che non si possono nemmeno fare comparazioni, secondo te? Cioè, come uscirà Roma da questo Giubileo? Ma guarda, secondo me Roma non avrà lo stesso, diciamo, risultato di Milano per una lunga serie di motivazioni. Intanto perché ci sono condizioni diverse, ma anche perché Roma è una città molto complessa, molto più grande di Milano, ma questo vabbè è un dato, diciamo, che non è fondamentale, o meglio, non in tutte, diciamo, le analisi. Però no, Roma non credo che avrà lo stesso esito di Milano, perché è difficile, Roma è molto difficile, ci sono interessi e come dire, e appetiti, non che a Milano non ci siano, per carità, però Roma è veramente una città complessa. Guarda, ti faccio un esempio così per capire meglio quello che sta accadendo e quello che accadrà. Sono in corso una lunga serie di cantieri per diciamo, adattare la città all'arrivo di tutti questi pellegrini e turisti. Molti di questi non si concluderanno al 31 di dicembre, quindi inizierà il Giubileo con i cantieri in corso. Questi cantieri non riguardano tutta la città, ma riguardano determinate aree della città e soprattutto non hanno, diciamo, come posso dire, la funzione soltanto di organizzarsi per il Giubileo, cioè questi cantieri continueranno ad andare avanti, tipo la metro che dovrà passare da Piazza Venezia, ma la metro che dovrà passare da Piazza Venezia non si concluderà il 31 dicembre, neanche il 31 gennaio e neanche il 31 dicembre del 2024, ci vogliono 10 anni, capisci qual è la complessità di questo mondo romano?
e quindi non potrà, per queste motivazioni non potrà avere gli esiti. Certo, il giubileo è servito per avviare una serie di cantieri per rimodernare parti della città, ok, per carità, questo è vero, ma alcuni effetti non si vedranno neanche fra 2 o 3 anni, si vedrà come la metro che passa per Piazza Venezia, lì ci vorranno 10 anni, noi vivremo tutto il giubileo col cantiere in mezzo a Piazza Venezia, tra l'altro bruttissimo, vero, però è un cantiere che ha creato un ingorgo di traffico in quell'area che era già sottoposta a ZTL, quindi zona traffico limitato, però nonostante questo c'è il caos da quelle parti tutti i giorni. Immagina quando arriveranno milioni di turisti che amplificheranno il traffico sia pedonale sia sui mezzi e probabilmente anche delle macchine, che cosa potrà accadere? E quindi non è così. E poi c'è una mentalità, la differenza sostanziale è la mentalità, che è diversa e che tutto sommato, diciamo, non è la stessa di Milano, ecco, mettiamola così, non scendo oltre, mi fermo a questo, ecco. Fortuna lo dici tu che sei di Roma. Non ho nessun problema ad ammetterlo anche riguardo al sud. Io non posso certamente essere tacciata di essere razzista o che altro, perché io insomma sono nata al sud, sono nata in Calabria, poi a 18 anni mi sono trasferita a Roma e ho continuato a vivere a Roma, ma le mie valutazioni sul sud, su Roma, sono queste, essendo comunque una persona nata e cresciuta al sud, tra il sud e Roma, insomma. E ci sono delle differenze che sono di mentalità, ecco. E mi fermo qui. Fermiamoci qui. Comunque di sicuro Che non la è la complessità. mafia, non è la 'ndrangheta, non è la camorra, non è No. tutto questo, questo non c'entra niente. Queste sono delle cose che si aggiungono a un modo di vivere, di vedere la vita. Non sono, sì, diventano tra virgolette invalidanti per determinati territori, questo è fuori discussione, ma non sono la causa. Ecco. Vabbè. Allora, siamo in chiusura. Francesca, solo un cambio argomento velocemente solo per segnalare Sì. questo bell'articolo di Davide Rack, l'Italia in Siria non ha sentito arrivare i ribelli. Disastro intelligence, insomma, Roma stava parlando con gli interlocutori sbagliati. Ho fatto in tempo a Singolare dare questa vicenda, è molto singolare questa storia, che quando è emersa ci siamo chiesti più volte, diciamo, in redazione, ma forse stiamo sbagliando noi. Ma il fatto è che noi abbiamo iniziato a parlare con Assad a maggio, tra giugno e luglio abbiamo riaperto l'ambasciata a Damasco, mentre, diciamo, le intelligence del mondo probabilmente già erano a conoscenza di quello che sarebbe accaduto, perché il fatto che ci fosse la Turchia dietro il finanziamento del gruppo di Öcalan che oggi ha preso il potere, voglio dire, noi comuni mortali non eravamo obbligati a saperlo, ok? Ma gli addetti ai lavori probabilmente sì, quindi instaurare una relazione con Damasco è quantomeno singolare. Quindi non li hanno sentiti arrivare, ci è venuto questo come titolo, insomma. Questa è stata l'unica cosa che perché veramente è singolarissima questa cosa. Voglio dire, riaprire l'ambasciata a Damasco, ok, ma lo stanno facendo adesso molti paesi europei e non solo, ma non a giugno. E quindi no, non riusciamo a spiegarcelo. Abbiamo riportato i fatti così come li abbiamo appresi da fonti aperte e non solo, e però non si capisce. Avremmo bisogno che qualcuno ci spiegasse qual è la motivazione recondita di questa roba qui. Non li avete veramente sentiti arrivare o c'era un'altra motivazione? Non si sa, non si capisce al momento. È così, è curioso, ma è così. Intanto, se volete saperne di più, andate sul sito ofcs.it. Sì, esatto. Allora,
Francesca, io ti ringrazio, grazie a Francesca Musacchio. Chiudiamo questa intervista e a risentirci a presto, naturalmente. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Andiamo anche verso la chiusura, solo il tempo di... Allora, un consiglio al Presidente del Consiglio: se vuole riattivare l'Albania si metta d'accordo con Trump a proporre anche a lui di collaborare e trovare luoghi come Albania, permettere dei migranti al fine di vedere chi sono e se sono cittadini fuggiti per problemi di delinquenza, cioè evasi dalla loro patrie galere, per poi ripatriarli al più presto con l'accordo dei loro paesi a finire la pena a casa loro. Questo è il consiglio? No, non leggo firme. Comunque, grazie che per questo intervento e adesso ci fermiamo per l'intervallo perché tra 5 minuti inizieremo con Qui Parlamento con Andrea Barabotti. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Sì, vai. Tanto io tiro. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Tra poco parliamo di un ordine del giorno al DL Ambiente presentato dalla Lega per snellire le procedure, accelerare le operazioni in materia di dragaggi dei porti e valorizzazione del riutilizzo dei sedimenti. Un passo importante per garantire interventi più rapidi. Lo ha dichiarato Andrea Barabotti, che rappresenta la Lega anche in Commissione Bilancio a Montecitorio. Andrea Barabotti, che abbiamo in linea al nostro telefono. Benvenuto e grazie per essere qui con noi, onorevole Barabotti. Grazie dell'ospitalità, buongiorno. Allora, l'importanza allora, intanto snellire le procedure, è già lì applausi, perché in Italia è una medicina necessaria praticamente ovunque. Poi anche entriamo nel merito, perché qui si va a parlare di dragaggi dei porti e il riutilizzo dei sedimenti. Più nello specifico, quali sono gli ambiti più interessati da questo provvedimento, onorevole Barabotti? Io le faccio un esempio che riguarda la mia realtà di territorio. Lei consideri che io abito a Massa Carrara ha un porto che è quello di Marina di Carrara, che è utile a tutto il settore, alla Nuova Opinione, che ha una sede lì, General Electric, è utile al comprensorio, al distretto del Marmo, quindi è un porto, diciamo così, di piccole dimensioni se paragonato ad altri, ma molto funzionale all'economia locale. Questo porto non è un porto naturale e provoca appunto l'accumularsi continuo di residui sabbiosi che arrivano dai fiumi che a valle, no? E quindi in particolare dal fiume Magra. E quindi che cosa succede? Succede che questi detriti si fermano, ma questi detriti, in assenza del porto, procederebbero il loro naturale percorso e andrebbero a distribuirsi sulle spiagge. Quindi negli anni la presenza del porto di Marina di Carrara come infrastruttura ostacola il normale deflusso delle sabbie e il normale equilibrio della costa, della fascia costiera. Quindi c'è un fenomeno erosivo molto accentuato, basterebbe per risolverlo prendere le sabbie che si accumulano a ridosso del porto e portarle anche artificialmente al di sotto del porto, e quindi consentendogli di avere il loro naturale flusso. Questo per tutta una serie di norme, di burocrazia, di cavilli, eccetera, non si può fare. Quindi noi, per riportare in equilibrio la fascia costiera, dobbiamo andare a prendere le sabbie addirittura, diciamo così, in alcune zone in cui la sabbia si accumula del Po, pensate. Non possiamo utilizzare la sabbia che sarebbe lì a chilometro zero del fiume Magra, proprio a ridosso del porto, che è la sabbia che naturalmente riporterebbe in equilibrio quella costa. Quella sabbia dobbiamo prenderla, rappresenta un costo per l'autorità di sistema portuale che deve effettuare dragaggi, e poi questa sabbia, nella migliore delle ipotesi, troverà una destinazione dopo averla in qualche modo bonificata da percentuali inquinanti davvero bassissime, davvero irrisorie, altrimenti addirittura la porterà in discarica e la smaltirà come un rifiuto, con un costo per tutta la collettività. E questa è una cosa assurda, se ci pensate. Pensavo, Barabotti, che questo, adesso non voglio andare troppo lontano, però questa è un punto che a suo tempo la Lega ha preso molto in considerazione, poi si cerca di fare il più possibile, non si riesce a fare tutto. Il trasporto via acqua, cioè un paese come l'Italia, una penisola, è piuttosto arretrata su questo comparto. Tant'è che si creano queste situazioni, che poi si vengono a creare queste situazioni, questi ostacoli che lei ci ha appena descritto, che l'ordine del giorno della Lega punta a rimuovere.
volevo una sua opinione. È chiaro, è un tema molto vasto, molto ampio. È chiaro che chi ha la mia età, Barabotti, lo sa, Agnelli ha imposto il trasporto via ruota, via gomma, e quindi l'Italia è andata in quell'indirizzo lì. Però, devo dire che da questo punto di vista noi abbiamo un ministro alle infrastrutture e trasporti e un vice ministro alle infrastrutture e trasporti che su questo tema hanno una visione molto chiara. Cioè noi siamo assolutamente consapevoli della strategicità del nostro sistema portuale per il nostro sistema paese. Ce lo insegnano a scuola fin da piccoli che l'Italia, con la sua posizione baricentrica nel Mediterraneo, è stata nei millenni, no, oggetto di attenzioni e di un certo ha certe caratteristiche anche sul piano geopolitico che nessun'altra regione del mondo può avere. Ecco, l'Italia, questo ce lo insegnano, noi ce lo siamo dimenticati nel tempo e abbiamo sottovalutato l'importanza di sviluppare un sistema di portualità integrato che possa farci tornare protagonisti dei commerci mondiali. Questo servirebbe anche e soprattutto alle nostre imprese e sarebbe un volano per l'economia incredibile. Questo governo, grazie alla sensibilità anche di Matteo Salvini e Edoardo Rixi, sta riscoprendo la strategicità di questo settore, tant'è che nella riforma dei porti è stato previsto anche un soggetto, che poi vedremo quale forma giuridica avrà, che farà da cabina di regia a livello nazionale su questo fronte. Noi abbiamo visto negli anni io ricordo il porto di Marina di Carrara era un'autorità portuale a sé stante, poi è stata integrata come autorità di portuali nelle cosiddette autorità di sistema portuale, dando un respiro più ampio e più strategico all'attività dei porti. Adesso la riforma dei porti che sta seguendo il vice ministro Rixi sta addirittura guardando a dare un coordinamento e un respiro strategico nazionale alla nostra portualità, che è un fatto importantissimo perché ci permette di mettere tutti i porti piccoli o grandi che abbiamo a sistema, ci consente di efficientare il lavoro di ciascuno e ci consente di sviluppare molto più di quello che fa la nostra rete dei porti. E poi il nuovo impulso agli investimenti che è stato dato. Lei consideri che io parlo di casa mia perché conosco le cose. Il piano regolatore portuale di casa mia è stato fermo per anni, ha trovato impulso sotto questo governo e forse potremmo avere presto un nuovo piano regolatore portuale con la possibilità di fare investimenti per il pubblico ma anche per i privati. Cioè stiamo veramente su questo fronte investendo tanto, sono benefici che vedremo nel medio-lungo termine, ma saranno benefici vitali per il nostro paese. Barabotti, mi dispiace scomodare le miserie perché stiamo parlando di cose che sono utili, che hanno prospettiva, che sono importanti, di cose serie. E qui mi tocca parlare, se lei sa che siamo di parte, mi tocca parlare del PD. Lo dico col sorriso sulle labbra, però non c'è da sorridere. In Toscana, perché questo è un lavoro che si prepara anche sul territorio, se si vuole che poi me lo dice così l'esperienza dell'osservatore. Questi lavori, se vuoi che continuino, che proseguano, che funzionino, devono essere concordati col territorio e voi lo state facendo e addirittura avete portato, se non sbaglio, anche il PD, la regione toscana a concordare. Invece in commissione, mi sembra in commissione, il PD ha votato contro, quello a Roma ha votato contro. Come stanno le cose? In commissione studi si riferisce esattamente a cosa? Perché noi abbiamo fatto una battaglia per portare sul porto dice, aspetti locali o aspetti nazionali? No, da quello che ho capito, allora, lei ha detto che è incomprensibile il voto contrario del Partito Democratico dopo che altri soggetti istituzionali aula, come la Regione Toscana sì, perché guardi, allora lì ci sono due visioni del mondo che si scontrano nel Partito Democratico. Cioè noi abbiamo un dialogo con alcuni amministratori locali o regionali, i quali sono assolutamente consapevoli che è assurdo considerare le sabbie incagliate a ridosso del porto
in Maria di Carrara, ma potrei dire in tantissimi altri porti in Italia, come un rifiuto, dal momento che senza il porto questi si sposterebbero naturalmente sul litorale e andrebbero a portare in equilibrio la nostra costa, no? Quindi gli amministratori locali, in senso pragmatico, perché anche loro hanno delle persone che ogni tanto pensano in termini concreti e non ideologici, ci dicono: abbiamo bisogno di queste norme, abbiamo bisogno di questa riforma, abbiamo bisogno di poter utilizzare queste sabbie per ripascere la costa. E su questo c'è un protocollo fatto dall'autorità di sistema portuale, che diciamo così è un organo ministeriale che gestisce il porto. Abbiamo un accordo fatto con la regione, fatto con i comuni, che dice appunto: utilizziamo queste sabbie per ripascere strutturalmente la costa. Quando poi questa proposta arriva nelle aule parlamentari, ecco, nelle aule parlamentari ci sono quelli che vivono su Marte, staccati completamente dalla realtà, e quindi votano contro. Per questo ho detto che è incomprensibile, perché non si capisce come quel partito possa avere questa doppia faccia a livello locale, a livello nazionale, su tutti i temi. E infatti era esattamente quello che mi domandavo, perché mi voglia di dirgli: parlatevi, perché Sì. sinceramente è vero che sono di parte, è una figuraccia che stanno facendo. Pronto? Sì, è una brutta figura soprattutto a livello locale. Ma ora noi abbiamo parlato di porti, ma il tema è un tema molto importante che riguarda ad esempio anche le dighe, perché a ridosso delle dighe la quantità di materiale che si deposita è molto, molto, molto superiore a quello che si deposita a ridosso dei porti. E lei consideri che l'accumulo di sedime a ridosso delle dighe diminuisce di molto anche l'efficienza delle dighe, no? Se vogliamo guardarla su un piano anche energetico, la capacità di accumulo e l'efficienza che hanno il nostro sistema idroelettrico di produrre energia. E il bello è che noi abbiamo in Italia delle nostre tecnologie sviluppate dai nostri imprenditori che hanno la capacità di fare cose mai fatte prima, cioè ad esempio prendere queste sabbie, dividere la parte di rifiuto dalla parte buona, dal sedime diciamo così non contaminato, direttamente a bordo di una draga, e la parte buona riutilizzarlo immediatamente, ad esempio nel caso dei porti, per ripascere le spiagge, e la parte cattiva metterla da una parte per poi portarla in discarica, ma una minima parte rispetto al totale. E così per quanto riguarda le dighe abbiamo il grande problema che per dragare una diga oggi c'è bisogno di svuotarne completamente il bacino, e questa è un'operazione che richiede tempo, che richiede denaro e che richiede, diciamo così, operazioni che devono essere amministrativamente, hanno un loro iter, eccetera. Noi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di svuotare e pulire i bacini delle dighe con delle draghe che operano a bacino pieno, però sono tecnologie che rimangono al palo perché per ora la normativa non è al passo con i tempi. Purtroppo. Noi allora possiamo concludere. Liberiamo Andrea Barabotti ai suoi impegni, lo ringraziamo e a risentirci a presto. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Qui Parlamento. E adesso, prima di passare alla redazionale, cioè prima di passare, linea sempre aperta, se volete, Segui la Lega, direi di continuare con la proposta musicale legata ai genetriaci, un altro brano, perché sono anche, conoscendolo poco, è stata anche una scoperta, devo dire, voce autore. Vi ho anche spiegato, con vergogna, il pregiudizio che avevo quando, quello negli anni '80, pensavo che Mango fosse un soprannome, invece era il suo cognome. Pensa che scemi che si può essere. Sì, lo so che lo so. E dopo ho scoperto che invece è stata una figura di rilievo. E poi ho scoperto anche, pensate, che
piaceva tanto, moltissimo, credo l'abbia chiesto non quando c'ero io, prima, lo chiedesse anche a Radio Padania. Umberto Bossi che è stato anche, tra le tante cose, Umberto Bossi è stato anche musicista, cantante, e credo partecipò a un cantagiro, e tra le tante cose era anche, appunto, ne capiva anche di musica e apprezzava moltissimo Pino Mango, e quindi a maggior ragione motivo in più per ascoltarlo insieme, per quello che mi riguarda scoprirlo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana.
sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare da e su questo sito? Iniziamo dalla tua firma, potete firmare proprio su questo sito, hashtag io sto con Salvini. Condannato o assolto per aver difeso i confini italiani, processo Open Arms, hashtag 20 dicembre, la data della sentenza di primo grado, e potete quindi firmare, perché rischia 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi. Poi l'Istanbul, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo Open Arms. E poi il calendario delle feste della Lega, per passare a un argomento decisamente più piacevole, e poi iscriversi, molto facile, molto semplice, anche da questo sito. Su questo sito si versano 10 euro, lo si può fare anche versando, anche scusate, tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà infine recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando generosi, profondi, sinuosi, insinuanti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi passiamo al atto di autocertificazione civica, a me piace chiamarlo così, questo è un redazionale per la Lega, quindi davvero con cor contento vi indichiamo il 2 per 1000 per la Lega, vale a dire il D43. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, non ti costa nulla, sono soldi che lo Stato ormai se li è presi, però noi perlomeno, cioè non sono più soldi nostri, i soldi lì non li vediamo più, però possiamo almeno dire allo Stato spendili in questa direzione, e noi appunto D43 ve lo consigliamo per aiutare la Lega. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto, non ti costa nulla, D43 nella tua dichiarazione dei redditi. E adesso chiudiamo invece segnalandovi le uscite radio televisive dei protagonisti, degli eroi della Lega, ovvero sia i suoi protagonisti, i politici. Allora abbiamo venerdì 20 di dicembre con Laura Ravetto a 4 di sera, Rete 4 alle 20:30. Poi no, credo che questo sia, gli altri sono già tutti passati oltre, quindi questo è l'ultimo appuntamento. Vediamo se ce n'è. No, non ce ne sono oggi pomeriggio, quindi questo è l'appuntamento venerdì, ve lo ripeto, Laura Ravetto, 4 di sera, Rete 4 alle 20:30. E chiudiamo quindi questa rubrica, segui la Lega, togliamo anche eventuali condivision. Allora, sono onorato, e lo dico da lucano, per questa giornata su Pino Mango. Grazie, saluto Giuseppe da Matera. Dicevo proprio, avevo chiesto conferma a Lorenzo, e Lucano, proprio ho detto Lucano, non ho detto della Basilicata, perché tra l'altro la Basilicata, se non sbaglio, l'abitante della Basilicata viene anche accettata la definizione di basilisco o basili, non so, a me piace di più Lucano, la Lucania, è più affascinante, più latina come definizione. Comunque avevo chiesto, lui mi aveva detto, mi aveva confermato, perché non so se è di Potenza proprio nativo. Però fammi dire, Giuseppe, lucano, e tu sei orgoglioso, è bello, che onorato, e quindi è bello questo, l'attaccamento alle radici, l'identità, lo sai, è casa nostra, però mi sembra
adesso che lo conosco meglio, possiamo dirlo che è un po' il talento di Pino Mango e del fratello è universale, appartiene, cioè è lucano, ma poi lo mettiamo in condivisione con tutti. Pausa. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro l'ultimo ospite di oggi, Matteo Fais, il detonatore.it. Facciamo esplodere la banalità. Intanto lo abbiamo in collegamento via Skype, quindi lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione. Bentornato Matteo. Buongiorno a tutti. Allora, Matteo, parliamo del magazine del detonatore che è, diciamo, allora c'è tanta carne al fuoco perché ci sono 183 pagine, c'è diciamo la parte monotematica che riguarda il postmoderno e soprattutto poi anche in politica, nella comunicazione e soprattutto Donald Trump ed Elon Musk sono analizzati da te e dai tuoi collaboratori. E dopo c'è anche il materiale che è il tuo, cioè poesie, racconti, letture critiche che fanno parte ormai di questa ancora giovanissima pubblicazione, ma che secondo me ha già una propria identità ben precisa e tra l'altro anche, se ne parlava l'altro giorno, anche dal punto di vista tipografico davvero di grande valore. Non solo quello, ma anche, come dire, anche l'abito è importante, anche l'abito fa il monaco. Da dove cominciamo? Partiamo dal pensiero del postmoderno, che io conoscevo soprattutto, Matteo, perché sono un po' appassionato d'arte, sai, è un termine che viene, introdotto, da un critico d'arte molto famoso negli anni '70, '80, Achille Bonito Oliva, il postmoderno nell'arte, che è un concetto fluido, un concetto scivoloso perché si può dire tutto e il contrario di tutto, quindi va manipolato con pertinenza e cura. Ecco, portiamolo nel post politico, nella post realtà addirittura. Eh, Andiamo con ordine. In tal senso il postmoderno, ancora prima che da Oliva, viene introdotto in realtà in principio ancora negli anni 30, ma è così un termine che viene appena citato allora, ma se ne parla diffusamente, diciamo così, dalla fine degli anni 70 in poi, in particolare quando un allora ancora più o meno oscuro professore di filosofia in terra d'Africa, nelle colonie, tale Lyotard, Jean-François Lyotard per la precisione, pubblica un libro, uno studio per il governo canadese sullo stato della cultura nel mondo post-industriale che si intitola La condizione postmoderna. E lì lui introduce questa categoria non pensando che in realtà avrebbe avuto tutto il successo che ha avuto. Ci tengo a parlare del postmoderno perché il postmoderno è probabilmente il termine utilizzato oggi come oggi in modo più diffusamente errato, diciamo così, perché quasi nessuno sa che cosa voglia dire e viene sovente confuso con la famosa società liquida che invece è di Zygmunt Bauman, il sociologo. Il termine postmoderno in realtà fotografa una condizione, dicevo, ma non è appunto una presa di posizione teorica da parte di Lyotard. Lui semplicemente si limita a constatare che già dalla fine degli anni 70, principio degli 80, sono morte quelle grandi narrazioni o grandi categorie della modernità. La modernità è quel periodo che inizia dalla scoperta dell'America e va appunto più o meno avanti anche per buona parte del Novecento. Cioè le grandi narrazioni sono che cosa? L'idea che tutta la storia sia orientata, si dice in termini prettamente filosofici, a un telos, cioè a un fine, dal greco antico ovviamente, che sia orientata a un fine, a un progresso. Questa era anche la concezione dei marxisti, se vogliamo, e infatti anche, lui segna anche la morte del marxismo, della grande narrazione rappresentata dal marxismo, anzi per meglio dire. Tutte queste categorie a suo avviso sono venute meno
col diffondersi di tutta una serie di narrazioni frammentate, potremmo dire oggi addirittura tribali, cioè che riguardano piccoli gruppi ristretti. Ecco, questo è il punto. Se volessimo fare un esempio il più vicino possibile a noi, per intenderci, anche il detonatore e ancora di più il detonatore magazine sono un esempio di queste piccole narrazioni, cioè un gruppo di persone che si riuniscono e portano avanti una loro descrizione della realtà, indubbiamente da un certo punto di vista, che nella fattispecie del detonatore è sicuramente quella liberale. Noi portiamo avanti questa, tanti altri ne portano avanti differenti dalle nostre. Voglio dire, c'è addirittura un'associazione che difende la Corea del Nord in Italia. Se non è un esempio di una piccola narrazione tribale, quella che comunque sia, ecco, queste sono le narrazioni che vanno diffondendosi da un certo momento in poi nella storia del capitalismo post-industriale. Comunque sia, diciamo così, viene meno un'idea di verità con la V maiuscola, una grande verità diffusa e condivisa da tutti, e si diffondono invece queste narrazioni minime, per così dire. Ecco, nell'ultimo numero del detonatore, però in particolare, più che il postmoderno di per sé, che naturalmente fa da sfondo a quello che vogliamo raccontare, noi parliamo della post-verità. Che cos'è la post-verità? La post-verità è un concetto ovviamente di derivazione anglo-americana, in inglese sarebbe post-truth, ed indica quella condizione secondo cui in una discussione relativa a un fatto o una notizia, la verità viene considerata una questione di secondaria importanza, per così dire. Quindi non è importante cosa è vero, ma cosa io riesco a far emergere come tale. Se pensate anche, visto che li abbiamo citati, Elon Musk e Donald Trump, se pensate anche alle elezioni americane, noi che cosa diciamo quando si parla di dibattiti politici? Non ci chiediamo chi abbia detto la verità, ma chi abbia vinto il dibattito. Perché? Perché non importa che cosa sia vero, ma che cosa io riesca a far passare come tale agli occhi delle masse che mi stanno guardando. Quindi il discorso, retoricamente parlando, più persuasivo che ci possa essere. È questo quello che ci interessa. Ed era questo che ci interessava analizzare in quest'ultimo numero del detonatore. Perché ci interessava? Perché la post-verità, e perché a rappresentarla c'era infatti un'immagine creata da me con l'intelligenza artificiale di Elon Musk vestito da Superman. Perché Elon Musk è il classico esempio della post-verità. Lui controlla un grande mezzo di informazione come ex Twitter, per dare tutte le coordinate precise agli ascoltatori. Lui quindi controlla la diffusione di che cosa sia verità. Per esempio ha reimmesso su quel social Trump, che era stato cancellato dopo gli episodi di Capitol Hill. Elon Musk ha invece, per esempio, rimosso in alcuni casi alcuni giornalisti del New York Times e di altre testate a lui scomode. Elon Musk ha il controllo di che cosa oggi è verità, addirittura agli ingegneri che controllano la sua piattaforma dice apertamente, e questo è riportato, non me lo sto inventando io perché sono contro il capitalismo e non lo sono del resto, ma dà comando ai suoi ingegneri a mezzo dell'algoritmo di far diffondere i post che lui come dire, riversa sulla sua piattaforma. Quindi in tal senso controlla che cosa le informazioni a cui la gente può avere accesso o non può avere accesso, e ne determina di conseguenza la diffusione di alcune verità piuttosto che di altre. Questo era interessante. Come era interessante il fatto che Donald Trump, per la diffusione delle sue verità,
non si sia più affidato tanto ai mezzi tradizionali di comunicazione del Novecento, i cosiddetti mass media, cioè le televisioni, i giornali, quanto piuttosto a tutti questi nuovi mezzi di informazione che sono quelli del web, i social network, le piattaforme come YouTube, per esempio. Infatti lui prediligeva andare piuttosto come ospite da alcuni youtuber per i loro podcast piuttosto che presentarsi a interviste televisive. Anche questo è interessante, quindi la verità e la diffusione di questa passa attraverso nuovi mezzi, direi che a livello di tempi storici incredibilmente recenti, per quanto ci siano anche da più di un decennio, ma effettivamente a livello di tempi storici si sta parlando di bazzecole. Sono quindi recentissimi e stanno avendo un impatto profondo. L'hanno avuto sicuramente nella vittoria di Donald Trump alle ultime elezioni. E del resto, se andate a vedere su X i profili di Donald Trump come di Elon Musk, loro che cosa fanno? Pongono delle domande direttamente al pubblico, cioè Donald Trump e Elon Musk ti chiedono: ma voi volete che continui la guerra contro la Russia? Voi volete che appoggiamo Israele nel conflitto arabo-israeliano? Pone tutte queste domande e evidentemente per strutturare la sua futura politica, perché Donald Trump adesso formalmente non è ancora il presidente degli Stati Uniti d'America, lo diventerà dal 20 gennaio in poi, per strutturare la sua politica futura si va a guardare gli umori della base e probabilmente è partendo da questi che lui prenderà determinate scelte o meno. Ecco, quindi non seguendo tanto un concetto di verità che platonicamente potremmo definire iperuranico, assoluto, al di sopra dell'uomo e delle umane miserie. No, ma un concetto di verità che è determinato dalle masse, dal popolo, da chi e da chi muove le fila di questo a mezzo dei nuovi strumenti di comunicazione. Quindi è una situazione decisamente indeterminata e fluida, come giustamente la definivi tu, Pierre. E credo che determinerà sempre di più in futuro le sorti della politica, in particolare di quella americana, che è quella che guida anche le sorti del mondo, direi, perché a seconda delle mosse degli americani sappiamo bene che sullo scacchiere mondiale tantissime cose possono cambiare. Ecco, questo ci interessava, e ci interessava il fatto anche che, come giustamente scriveva il mio amico Giuseppe Masala, che lui solitamente scrive per l'Antidiplomatico, ma saltuariamente l'abbiamo chiamato anche a collaborare con noi, come giustamente scriveva il mio amico Giuseppe Masala, dicevo, quella che si viene a delineare non è solo una situazione di post-verità, cioè dove la verità di per sé con la V maiuscola non conta più tanto, ma anche una situazione di post-realtà, mi verrebbe da dire, cioè noi stiamo creando a mezzo di tutta questa serie di strumenti elettronici anche una realtà parallela, se ci pensiamo bene, una realtà che va a sostituirsi a quella che quotidianamente incontriamo uscendo dalla porta di casa. Anche le immagini che stanno passando qui in sovraimpressione sullo schermo, anche per esempio questo Putin che vediamo o il Donald Trump qui sullo schermo, è vero che sì, sono delle fotografie ed è vero che corrispondono a dei personaggi realmente esistenti, ma sono foto che non sono mai state scattate loro, le ho generate io con l'intelligenza artificiale, quindi in realtà ci stiamo muovendo già verso un regno del reale che è diverso da quello quotidiano, che non richiede più l'immediata presenza anche del soggetto per essere fotografato, ma il soggetto può essere fotografato senza che lui sia presente. Anche questo aspetto era interessante. Ci stiamo muovendo verso una post-realtà. Pensiamo solo, anche sempre citando il caso di Elon Musk,
che le sue macchine, la Tesla per esempio, le sue macchine elettriche, si sta spingendo sempre di più per portarle alla guida automatica senza che il soggetto debba intervenire. Ovviamente il mio amico Giuseppe Masala è spaventato da ciò e dice ciò riduce sempre di più la soglia di attenzione del soggetto, che non si sente più impegnato nel contesto reale e si aliena sempre di più da questo. Tale situazione lui la trova profondamente preoccupante, perché lui dice: se ti guidano addirittura la macchina e se conducono la tua esistenza, tu non ci sei più, tu passi in secondo piano, tu ti fai docilmente, ti accomodi alla realtà o post realtà che ti hanno costruito intorno. Questo era il suo punto. Anche questa che sto trasmettendo è sempre una foto che hai creato tu, no? Se non sbaglio. Esattamente, sono quasi tutte le foto che vedete sul Detonatore Magazine sono generate con l'intelligenza artificiale dal sottoscritto. Certo, ho un controllo, indubbiamente. Non voglio dire che io chiedo all'intelligenza artificiale un ritratto di Elon Musk e mi dà una foto di Paperino o di Paperon de Paperoni. Certamente mi dà una foto di Elon Musk e io le do all'intelligenza artificiale dei parametri da seguire per generare una certa immagine, però è altresì vero che quell'Elon Musk che state vedendo in sovraimpressione in realtà non è lui, non gli è mai stata scattata quella foto è generata. E quindi entriamo anche nel campo del postumano. Assolutamente, entriamo anche nel campo del postumano. Siamo nel campo genericamente del post. Siamo dopo la verità con la V maiuscola, dopo l'umano con la U maiuscola e dopo la realtà con la R maiuscola. Siamo passati veramente a un altro ambito della vita che non conoscevamo, che stiamo sperimentando. Adesso sicuramente tutti i contenuti che voi potete leggere sull'ultimo numero del Detonatore Magazine sono ancora generati dall'umano, nel senso che quegli articoli sono scritti da degli individui realmente esistenti, non c'è la mano del computer in tal senso, però è vero che ci siamo avvalsi di tutta quella serie di mezzi per generare una serie di immagini a corredo, per esempio. Questo allora, bisogna sottolineare, e peraltro queste ci hanno consentito di creare un prodotto di cui giustamente tu sottolineavi anche il valore grafico e tipografico. C'è stato consentito di fare un lavoro a livello di quelli che potrebbero aver fatto in passato testate quali, faccio per dire, il Time Magazine o il Newsweek, che certamente hanno, diciamo così, dei fondi ben maggiori dei nostri, eppure noi non sfiguriamo, direi obiettivamente, ma correggimi tu se sbaglio, non sfiguriamo anche perché grazie all'intelligenza artificiale possiamo dare vita a tutta una serie di immagini, a tutto un corredo iconografico che in precedenza sarebbero potute appartenere sarebbero potute essere proposte solo da testate, da realtà. Certo. Matteo, con fondi ben diversi. Siamo alle conclusioni e infatti te l'avevo detto subito che ma fin dal primo numero state crescendo e migliorando, che, siccome un po' è anche il mio campo, la grafica, per aver studiato, ho fatto qualcosa da giovane, qualcosina so e capisco, e perlomeno ho l'occhio abituato a riconoscere la qualità di un lavoro grafico, posso dirlo, non è nessuna presunzione, e ti avevo detto subito che si tratta infatti ma l'hai fatto tu, ce l'hai fatto perché siccome è vero che tu praticamente hai alle spalle fior di miliardi però ascolta Matteo, in conclusione, allora intanto il postumano mi affascina perché sarà difficile essere peggio dell'umano, quindi io lo preferisco già in partenza, perché l'umano francamente mi fermo qua. Un'ultimissima cosa segnalo
io proprio non ne sapevo nulla, ma se tu dici che c'è anche una lirica di Bob Hickok, molto poeta, molto noto negli Stati Uniti, sconosciuto da noi. Altro motivo tra l'altro uno dei motivi anche che è visibile in chiaro, gratis, andate sul sito del Detonatore, poi cercate, insomma, e trovate il magazine. Sì, fammi segnalare questo aspetto che comunque sia potrebbe sempre passare in secondo piano quando si parla del Detonatore Magazine. E la nostra rivista contiene, oltre che tutta una parte monografica solitamente dedicata a un argomento in particolare, che in questo caso è la post-verità, nel prossimo numero sarà Donald Trump, ovviamente, in particolare data il suo ingresso alla Casa Bianca il 20 di gennaio, ma a parte ciò il Detonatore Magazine contiene tutta una serie di contributi letterari, a mio avviso molto interessanti e selezionati da noi della redazione. Quindi abbiamo tutta una serie di racconti, interviste a poeti, tutta un'intera sezione poetica finale di poeti nuovi da scoprire. Sempre, a mio avviso, modestamente, abbiamo trovato le persone giuste anche questa volta. E poi c'è anche la rubrica Meet an American Poet, cioè scopri un poeta americano, incontra un poeta americano, in cui io ho tradotto questo poeta che ho trovato sul The American Poetry Review, l'ho contattato, gli americani. Sì, dimmi. Devo chiudere. Comunque avete capito, come avevo anche introdotto già in fase di iniziale, no? Che il tuo magazine, appunto, la parte monografica e poi una parte che è quella che interloquisce anche sul fronte della poesia, della critica, dei racconti, eccetera. Matteo Fais, il detonatore.it, grazie e a risentirci a presto, naturalmente. Grazie infinite a voi e a prestissimo. E allora adesso chiudiamo. Ringrazio Lorenzo, straordinariamente magnifico sulla tolla di comando in regia tecnica, e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.